fra Trentino e Veneto, un ambiente da favola racchiuso nella splendida cornice delle cattedrali rocciose delle Dolomiti. Benvenuti in Fuciade e Valfredda. Si parte dal piccolo parcheggio di località Le Frate, posto nelle vicinanze del rifugio Flora Alpina, che si trova poco distante dal passo di San Pellegrino, valico alpino che collega Moena, quindi nella Val di Fassa, al comune di Falcade, quindi nella regione Veneto, nella Valle del Biois e nel territorio agordino. Si seguono quindi nelle immediate vicinanze il sentiero boschivo in direzione località Valfredda, che subito dall'inizio è già qualcosa di molto suggestivo. Si apre fin dall'inizio la prima vera apertura panoramica sul gruppo delle Pale di San Martino, solo per citare qualche cima famosa, il Monte Mulaz. Oggi si prospetta una bellissima giornata di sole, almeno fino al primo pomeriggio, e forse anche qualche leggera nevicata. L'atmosfera comunque è di per sé già qualcosa di incantevole. E raggiungere la località di Valfredda è una questione di circa una ventina di minuti, qualcosa in più. E una volta giunti in questa posizione è praticamente come fare un viaggio nel tempo. Dalla presenza di tutte queste casupole in legno, ovvero i casoni di Valfredda, un tempo ricovero per i contadini, per i pastori. Oggi resistono ancora nel tempo e questo rappresenta un ottimo equilibrio tra paesaggio, uomo e natura. Da considerare che le cime che mi sto lasciando alle spalle sono quelle che ho citato prima del gruppo delle Pale di San Martino, e davanti mi trovo le cime del gruppo meridionale della Marmolada. Per citarne una, il Sas di Valfredda.
visto e considerato che tutto l'inverno praticamente che porto appresso questi pesanti ciaspole attaccate allo zaino, oggi quale occasione migliore se non usarle, quindi intraprendo questi tagli prativi che partono dalla Val di Forca in direzione Fuciade e si sale. Ho invocato la neve tutto l'inverno e sono stato accontentato e vi garantisco che ce n'è in abbondanza. E neve fu. Ho appena percorso un traverso dove bisogna affrontarlo con decisione e passo sicuro. Le condizioni di innevamento che ci sono tuttora, quindi in data 21 febbraio che sto registrando questo video, che neve ce n'è in abbondanza, le condizioni di sentiero cambiano, cambia anche, seppur ci sia una marcatura, cambia la difficoltà. Questo è un percorso che ho già effettuato svariate volte in ogni stagione, però d'inverno particolarmente, seppur sia di livello escursionistico durante il periodo estivo, in condizioni invernali come quelle di oggi la difficoltà aumenta, quindi estrema cautela. Nel frattempo comunque qua sopra sono, a parte qualche sci alpinista e qualche ciaspolatore, in totale solitudine. Quello che sto seguendo ora è praticamente una traccia segnata da chi mi ha preceduto, che sta più a valle del sentiero estivo, quindi è tracciato con l'uso assolutamente indispensabile delle ciaspole, ma in questi casi è meglio andare con prudenza e tenere quei sentieri che sono più a valle rispetto a monte. Ho provato a togliere le ciaspole per un attimo, ma sono sprofondato fino alle ginocchia, quindi le ho rimesse nell'immediato, ma vi garantisco che qui è una figata. Giusto per rendere l'idea di dove mi trovo. In un paradiso, signori. Neve, sole e roccia. Cosa di più?
E ora signori sto camminando in cresta dove tiro un'aria e alla mia sinistra la Valfrida e il Veneto, alla mia destra il Fuciade e il Trentino. E mentre sto scendendo di quota verso il rifugio Fuciade, il mio sguardo è rivolto verso a tutto il gruppo delle Palle di San Martino, dal versante che guarda San Martino di Castrozza, quindi il Primiero, alle cime Mulaz, della Vezzana e il Focobon, al versante anche che guarda la Conca Cordina, mi riferisco al Montagnier e alla Croda Granda, versanti che ho esplorato un mesetto fa e che trovate i video nella mia playlist delle Dolomiti, versanti meno blasonati ma che dal mio punto di vista meritano di essere presi in considerazione. E dopo aver tagliato questo pendio molto avventuroso, giungo nella conca di Alfuciade, su questa strada che è praticamente molto battuta, turistica e adatta a chi vuole fare una semplice passeggiata. Il silenzio che fino ad ora mi ha accompagnato, insieme a qualche altro ciaspolatore che ho trovato lungo la mia via di cammino e sci alpinisti, rimarrà già da subito un ricordo, perché appena giungerò al rifugio Fuciade la situazione cambierà. È un posto molto turistico, molto frequentato e quindi mi devo preparare. E se la Valfrida lo possiamo considerare un luogo ancora selvaggio, autentico, che conserva ancora un carattere pastorale, il Fuciade possiamo considerarlo come un salotto elegante delle Dolomiti, molto turistico. Due luoghi apparentemente molto simili, ma che hanno due anime profondamente diverse. Io propendo per la prima, perché si dice di più al mio stile, al mio modo di vivere la montagna. Poi ognuno è libero di scegliere in base ai propri gusti. Anche da qui comunque il panorama è qualcosa di eccezionale. Ladies and gentlemen, nel frattempo sta anche iniziando a nevicare, quindi le mie previsioni meteo che ho guardato erano giuste. Quindi raggiungo e mi lascio alle spalle il rifugio Fuciade e su segnavia 607
intraprendo questa comoda e strada larga forestale ben battuta per chiudere così un bellissimo giro ad anello. Con questo arriviamo anche alle considerazioni finali. Quello di oggi è un'escursione che, seppur non presenti difficoltà tecniche e durante il periodo estivo sia di un livello escursionistico / turistico, con le condizioni invernali e soprattutto come ho trovato oggi i sentieri, aumenta la difficoltà, perché il tratto che da Valfredda si collega al Fuciade, io mi sono permesso anche di fare qualche fuorisentiero perché non vedevo il sentiero estivo, e quindi in totale sicurezza, però va affrontato con la giusta preparazione e la giusta cautela, quindi consultare bollettino valanghe e condizioni di innevamento. Si conclude quindi questo giro in circa 6 km di cammino e un 300 metri di dislivello positivo. Consigliato comunque arrivare solo fino al Fuciade o solo a Valfredda. Io con questo vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, e se come sempre vi è piaciuto io vi do appuntamento al prossimo. Un saluto! Nevica, nevica!